Grazie, buongiorno a tutti. Poche parole, poche considerazioni, perché penso che questa sia la sede delle particolari parole che, unendosi insieme, danno quella magia che noi chiamiamo poesia. Tutto l'altro è contorno, tutto l'altro è superfluo, come probabilmente le mie stesse parole, se non quelle che io devo dedicare a voi, alla famiglia di Faustino, che io ho conosciuto ed amato, ho apprezzato come poeta, ma soprattutto come uomo, in cui la contiguità con la sofferenza umana l'aveva reso particolare, e questa particolarità della sua anima è stata tradotta, si è tradotta nella sua grande poesia. Allora, tra le cose forse superflue, devo dire che io ho fatto parte di diversi premi letterari, e in alcuni premi letterari mi sono trovata accanto appunto Faustino Onnis. Nel premio, per esempio, Alziatore, quando il premio Alziatore era un premio, diciamo così, di quartiere, del quartiere di Castello, poi si è allargato, è diventato un premio cittadino, un premio italiano, un premio mediterraneo, un premio europeo, mediterraneo non solo riferito al Mediterraneo come mare chiuso tra le sue rive, ma come luogo di interazione di culture, di popoli, di lingue. Ma tornando al premio, all'esperienza di allora del premio Alziatore, in cui mi trovai a fianco con Faustino Onnis, e riguardando invece, facendo un confronto con le poesie, le numerosissime poesie che sono giunte all'attenzione della giuria del premio, di questo premio che vuole onorare giustamente Faustino, ho riscontrato delle differenze. E le differenze sono soprattutto nel fatto che nelle prime edizioni dell'Alziatore il tema centrale, il tema preferenziale di tutte le poesie era la stessa Sardegna. Io ho scritto in un libro che è stato anche qui citato, L'isola di Coralli, che la Sardegna non è un luogo per i sardi, ma è il luogo, e non è solo un fatto geografico, una superficie geografica, ma è un simbolo, una metafora, un prototipo, un archetipo di tutti i luoghi possibili. Questa è la nostra casa, perché noi abbiamo una forma particolare di attaccamento alla nostra terra, o di attachment, come dicono gli inglesi, il mio amico Bowlby, dalle quali con difficoltà, per le nostre vicende storiche, culturali, sociali, politiche, geopolitiche, ci siamo a stento distaccati. Il detachment per noi è stato difficile e doloroso, e quindi la poesia, ma anche il romanzo, esprimeva questa immersione dell'autore nella sua terra. Questo non è perduto nelle attuali poesie, nelle attuali componimenti poetici, ma ho notato un allargamento delle tematiche, delle problematiche, e qui si parla nelle nuove poesie di fatti religiosi, di questioni sociali, di questioni sentimentali, esistenziali. Cioè la poesia sarda ha subito un allargamento, un ventaglio, è entrata in un ventaglio più ampio di tematiche e di problematiche, senza peraltro perdere il suo asse, cioè è uscito dall'isolamento senza perdere il suo asse. E questo mi consola e torna alle domande che sempre ci facciamo, che anche questo premio ci fa.
Questo premio ci interroga cioè sul tema dell'identità, come è stato già qui richiamato, e in particolare sulla identità linguistica. Qual è la nostra identità? Qual è la nostra sardità? Qual è la nostra servitude, direbbero i francesi che sono occupati del problema identitario, coloniale, eccetera. Allora a questa domanda si è risposto in tanti modi. I grandi intellettuali anche del nostro passato hanno riflettuto su questo tema fondamentale, ma questo è rimasto aperto e dopo il secolo breve, come ci chiama Hobsbawm, come chiama Hobsbawm nel Novecento, è venuto aperto sino a noi. Allora qual è la nostra identità? È un bene prezioso che noi dobbiamo conservare e tramandare. Ci sono due posizioni, tralasciando tutto un discorso complesso, sulle varie concezioni dell'identità. Per esempio quella di Lusso era diversa da quella di Delliu, quella di Laconi era diversa da quella di Pigliaro, quella mia è diversa da quella di Michelangelo Pira, solo per fare degli esempi, ma su una cosa si deve concordare, e cioè che l'identità non è solo radice, non è solo memoria. Nel concetto di identità c'è un concetto relazionale, di rapporto tra noi e gli altri popoli. Noi non dobbiamo affliggerci più di quanto ci siamo afflitti in passato, dobbiamo prendere coscienza di noi stessi, rafforzare la nostra autoidentità, la nostra autoconsapevolezza che come un filo rosso attraversa biograficamente le nostre storie e la storia nella diacronia. E quindi, rafforzati in questa autoconsapevolezza, dobbiamo andare al confronto con gli altri e marciare con gli altri popoli verso una condizione più ampia, una condizione più libera, una condizione più spirituale. Grazie.